Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Titoli di studio falsi, indagini chiuse per 25 insegnanti che avevano avuto accesso alla professione presentando certificazioni risultate farlocche a Mangone, la centrale operativa. Assoverato il governatore chiama a raccolta i sindaci e parla di fondi e trasparenza. Al governo centrale dice serve più attenzione per il mezzogiorno. Grido d'allarme del consigliere regionale Guccione che pensa a un ospedale da campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel Cosentino con l'approssimarsi dell'estate. Testa a testa tra i candidati alla carica di rettore dell'Unica, Leone e Perrelli. Al primo turno non è stato raggiunto il quorum, si tornerà alle urne il 3 luglio. I sindacati continuano a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista della manifestazione 22 giugno prossimo a Reggio Calabria. Per CGIL e CISL e UIL bisogna ripartire dal sud. Una bambina di 12 anni sarebbe stata avvicinata e palpeggiata alla stazione dei pullman di Cosenza da un 20enne. Indagano i carabinieri. Il liceo scientifico Berto di Vibo ha ricevuto un avviso di sfratto. La scuola dovrà liberare lo stabile entro fine giugno. Preoccupazione tra docenti, studenti e genitori. Animaletti colorati hanno invaso l'isola pedonale di Cosenza per la gioia dei bambini e non solo. Nella sala stampa del Marulla si è riunita la commissione di vigilanza per l'agibilità dello stadio. Ospite il presidente Balata che dice la società è virtuosa. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano in questa edizione, titoli di studio falsi, indagini chiuse per 25 insegnanti che avevano avuto accesso alla professione presentando certificazione risultata poi farlocca. A Mangone la centrale operativa, sentiamo. Il falsario era un pensionato di Mangone, 69 anni. Nella sua casa i carabinieri hanno trovato una vera e propria centrale di contraffazione dei diplomi. Il titolo di studio falso costava 3.000 euro, secondo quanto riferito da un'indagata. Nella stanza ufficio c'erano anche computer stampanti e materiale informatico. 25 gli insegnanti indagati. L'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Cosenza. L'operazione Minerva 2, condotta dagli uomini dell'Arma della città dei Bruzzi, che hanno notificato gli avvisi di garanzia, ha interessato le province di Cosenza, Lecce, Pistoia, Milano, Bergamo e Forlì Cesena. I docenti sono indagati a vario titolo per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da privato in concorso, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Le indagini hanno scoperto un vero e proprio sistema di falsificazione ed utilizzo sul territorio nazionale di diplomi, il famoso pezzo di carta fondamentale per salire in cattedra, rilasciato solo apparentemente da istituti magistrali statali e paritari della provincia di Cosenza e di Reggio Calabria, nonché da scuole di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni portatori di handicap. I falsi diplomi sono stati allegati dagli indagati alle domande per essere inseriti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia in quelle d'istituto per l'assunzione come insegnanti nelle scuole primarie e dell'infanzia sul posto comune e sul sostegno. In sostanza insegnavano ai bambini pur non essendo maestri. L'inchiesta è lo sviluppo di una prima fase di indagini conclusa nel 2017. La vecchia tranche, gli insegnanti indagati furono 33. Proprio il clamore di quell'inchiesta ha spinto molti dirigenti scolastici a verificare le domande presentate. Dalla segnalazione di quest'ultimi è partita la nuova fase di indagine condotta in sinergia con gli uffici scolastici regionali di tutta la penisola, che ha già portato all'allontanamento dalla cattedra di molti degli insegnanti in possesso dei titoli falsi. È un'indagine complicata, difficile, portata avanti per un lungo periodo di tempo, con grande professionalità dal magistrato assegnatario e dalla polizia giudiziaria. I carabinieri, come al solito, assolutamente preziosi nel lavoro caratterizzato da attenzione, verifiche, controlli e riscontri. Emerge un quadro preoccupante, il tentativo del cittadino di aggirare le norme e di avere attraverso questo aggiramento un benefit. Qual è il benefit? In questo caso il posto di lavoro. Va detto questo, che la indagine ha avuto, questo è il secondo step, in una prima battuta le verifiche hanno consentito già di definire una serie di posizioni processuali. Noi abbiamo già sentenze di patteggiamento, che sono sentenze di ammissione di responsabilità, cui ha conseguito
seguito la estromissione di queste persone dal mondo della scuola. Quindi voglio dire, abbiamo ricucito la ferita che si è determinata nel tessuto sociale, e questo è espressione di una giustizia che sicuramente funziona bene anche nei tempi più celeri. Nel secondo step, quello attuale, c'è qualcosina in più, e cioè da un lato la collaborazione ulteriore dei dirigenti scolastici, senza la quale difficilmente saremmo approdati a dei risultati, che ci hanno aiutato nella verifica delle posizioni, della documentazione ed altro. Dall'altro la individuazione della stamperia, e quindi del luogo della persona fisica da cui poi promanava poi tutto l'imbroglio. Affollato incontro a Soverato, e siamo alla politica, promosso dalla Regione Calabria per incontrare i sindaci e discutere del lavoro svolto e di quanto c'è ancora da fare sul territorio. Abbiamo puntato a spostare sul sistema delle autonomie locali l'attuazione dei programmi, lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che a Soverato ha incontrato i sindaci calabresi nel meeting denominato La Regione dei Comuni, più fondi e trasparenza oggi e domani. I comuni sono stati i protagonisti e sono i protagonisti di questa, della realizzazione dei programmi nel settore della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, in quello dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta differenziata, in direzione della messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista sismico, dell'efficientamento energetico, e potrei fare un lunghissimo elenco. Oggi presentiamo le schede di questi interventi con i comuni non a caso, ma soprattutto proiettiamo nella nuova programmazione questo lavoro. Per la prima volta, e questo che mi interessa sottolineare, la Regione non solo è nel gruppo di testa delle regioni italiane in quanto a spesa, ma per la prima volta anticipa la nuova programmazione. Noi siamo già pronti ad utilizzare le risorse della nuova programmazione, di questo discutiamo oggi, e i comuni in questo sono stati protagonisti fondamentali appunto insieme alla Regione. Oliverio rivendica più attenzione al mezzogiorno da parte del governo centrale, e in questo viene supportato dai suoi assessori e dai sindaci intervenuti, e questi ultimi confermano la sinergia realizzata in questi anni con l'ente regione. Il rapporto che noi abbiamo avuto in questi anni con la Regione Calabria è stato quotidiano, è stato giornaliero, è stato un rapporto di confronto sui temi che riguardano i comuni. Per quanto riguarda il Comune di Reggio potrei fare un elenco che ci farebbe stare qui almeno fino a domani mattina. Siamo onorati di ospitare tanti colleghi sindaci, soprattutto nella bella stagione, quando Soverato insomma si mostra ancora più bella, e orgogliosi del lavoro che stiamo facendo noi sindaci insieme all'amministrazione regionale. Basta girare per i nostri comuni per vedere tanti cantieri aperti e tante opere per le quali abbiamo già tagliato il nastro. Sono i comuni che cambiano volto, ma è una regione che tutta assieme deve cambiare volto, e quindi guarda al futuro con grande ottimismo. Adesso la sanità, intanto perché il Presidente di Un'Industria Calabria, Natale Mazzuca, ha inviato una nota ai senatori della Repubblica eletti in Calabria per porre all'attenzione degli stessi una serie di considerazioni circa il cosiddetto decreto Sanità Calabria, prima che avvenga l'esame in aula. Il Presidente degli industriali calabresi ha evidenziato le criticità in esso contenute, in particolare l'articolo che prevede la possibilità da parte dei commissari di poter dichiarare il dissesto finanziario di un ente del Servizio Sanitario Regionale, con conseguente nomina di un terzo commissario liquidatore. L'ente interessato verrebbe sottoposto a due gestioni differenti, una corrente sgravata da ogni debito e affidata a un commissario straordinario, l'altra a un commissario liquidatore che avrà solo il compito di quantificare e trasferire nel fallimento tutti i debiti rilevati. Tutto ciò, dice Mazzuca, rischia di determinare una situazione paradossale a danno dei creditori che non avranno più modo di recuperare le loro legittime spettanze maturate. Se il testo dovesse essere approvato così come è presentato oggi, dice Mazzuca, oltre 120 aziende calabresi subiranno un drastico ridimensionamento, quando non addirittura la chiusura, con il rischio reale di una perdita di posti di lavoro stimabile in oltre 1000 unità. E grido d'allarme del consigliere regionale Leguccione, che pensa invece a un ospedale da campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel Cosentino con l'approssimarsi dell'estate. Un'estate torrida non solo per le temperature elevate in provincia di Cosenza, ma anche per il rischio di una vera e propria emergenza sanitaria. Ai problemi antichi, quelli per esempio di non aver avuto attivati i 350 posti letto per acuti negli ospedali Hub e SPOC
nella provincia di Cosenza, che determinano una emigrazione sanitaria di molteplici cosentini fuori regione e danno alla provincia di Cosenza il primato negativo di essere la provincia con il più alto tasso di immigrazione per mancanza di posti letto, si aggiungerà, anche se non ci saranno misure eccezionali, il fatto che gli ospedali SPOC Hub di Cosenza, in vista delle ferie dei medici, degli OSS giustamente e degli infermieri che dovranno, come tutti gli altri, usufruire di un periodo di vacanze, rischiamo che vengano chiusi i reparti, accorpati i reparti, la riduzione delle prestazioni delle sale operatorie, tutta una serie di servizi che non potranno essere garantiti se non con un potenziamento e quindi con misure eccezionali che permettano a questi ospedali, Paola Cetraro, Castrovillari, Corigliano Rossano e l'Hub di Cosenza, di una maggiore popolazione che si registrerà in queste località turistiche. Per esempio prendiamo il Tirreno, dal giugno a luglio oltre 2 milioni di presenze in più rispetto a quelle normali, si raddoppia, si triplica la popolazione con una diminuzione dei servizi ospedalieri. Questo può causare un vero e proprio emergenza sanitaria, tant'è che in modo provocatorio, secondo me, andrebbe chiesta un ospedale da campo per sopperire a questi problemi, se non ci saranno provvedimenti da questo punto di vista della Regione e dell'Ufficio del Commissario. Andiamo adesso all'Unical per parlare di elezioni del Rettore, un testa a testa tra 2 dei 3 candidati al Rettore, Leone e Perrelli. Al primo turno non c'è stata quindi la fumata bianca, si tornerà alle urne il 3 luglio. 335,4 voti per Nicola Leone, 316,3 per Raffaele Perrelli e 158,6 per Luigi Palopoli. Questi i risultati della prima giornata di votazioni per la carica di rettore dell'Università della Calabria. I voti totali ponderati espressi per i 3 aspiranti alla carica di rettore sono ripartiti tra docenti, impiegati tecnici amministrativi e studenti. Seggi affollati nonostante il caldo, altissima infatti la partecipazione al voto, soprattutto tra docenti e studenti. Per la componente del personale tecnico amministrativo ha votato invece circa l'87%. Nessuno dei candidati però ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, fissata a 417. Si dovrà dunque tornare alle urne. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Per una manciata di voti dunque il primo round se lo aggiudica l'informatico Nicola Leone, ex direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, ma la differenza di voti è minima con il professor Perrelli, ordinario di letteratura latina e già direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Il risultato non è affatto scontato, c'è fermento in queste ore tra i cubi dell'Ateneo di Arcavacata per l'elezione del Magnifico, diversi e complessi programmi dei 3 candidati che nei vari incontri hanno evidenziato le criticità che andranno subito affrontate. La comunità accademica tornerà al voto il prossimo 3 luglio. Se nessuno dovesse raggiungere il quorum si voterà di nuovo il 18 luglio, data fissata per il ballottaggio. La sfida sarà tra i 2 candidati che avranno raggiunto a questo punto il maggior numero di voti. I sindacati continuano a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista della manifestazione del 22 giugno prossimo a Reggio Calabria. Per CGIL, CISL e UIL bisogna ripartire necessariamente dal sud. Ripartire dal sud, dalla regione più svantaggiata d'Italia, CGIL, CISL e UIL, Lamezia Terme continuano a sensibilizzare l'opinione pubblica calabrese sui temi della manifestazione nazionale in programma il 22 giugno a Reggio Calabria. Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo in conferenza stampa sottolineano la scelta strategica della mobilitazione per inviare un segnale preciso al governo giallo-verde. È importante questa giornata perché noi vogliamo ribadire ancora una volta quanto è importante questa manifestazione a Reggio Calabria dopo 50 anni, una manifestazione nazionale che parla dei temi del Mezzogiorno, che parla dei temi del lavoro, che parla dei temi dello sviluppo. Noi vorremmo dare un segnale a questo governo che continua a dare segnali di divisione del Paese, cercando di fare una manifestazione che unisce il Paese. Ribadito il no all'autonomia differenziata. Una giornata di tutti coloro i quali chiedono un cambiamento che parta anche dalla Calabria, un cambiamento nella politica,
un cambiamento nella governance regionale, un cambiamento nella governance del Paese a livello nazionale. In periodi in cui si parla di regionalizzazione differenziata, noi riteniamo che invece ci sia bisogno di riunire le due parti di questo Paese che sono completamente distanti per quanto riguarda indicatori economici e sociali. I sindacati ne sono convinti, senza il Sud il Paese è fermo. Uniamo il Paese, credo che il Paese, l'Italia è bella, è unica e indivisibile. Se vuole ripartire l'economia del Paese lo può fare, ha una chance in più se riparte il Meridione per quanto ci riguarda la Calabria. E adesso i nostri 100 secondi con diversi fatti di cronaca, vediamo. Una bambina di 12 anni sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un ventenne, presumibilmente straniero, alla stazione dei pullman. È accaduta a Cosenza, la ragazzina è riuscita a scappare, ad avvertire i genitori. Sull'episodio indagano i carabinieri. È morto per un'overdose di cocaina Luciano Caracciolo, il quarantenne trovato senza vita nella sua abitazione di Rose lo scorso 17 febbraio. È emerso dai risultati dell'autopsia, risolto dunque il giallo sul decesso del quarantenne. Un autocarro che trasportava un carico di prodotti ortofrutticoli partito dalla Sicilia e diretto a Salerno per causa in corso di accertamento è sbandato finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto nella notte sulla statale 18 nel comune di Santa Maria del Cedro sul Tirreno Cosentino, ferito il conducente. L'uomo ha perso il controllo del mezzo pesante che è finito su un lato della carreggiata travolgendo e superando il cordolo di cemento che delimita la strada e abbattendo alcuni lampioni e dei grossi alberi. Tombe abusive nel cimitero di Locri, il comune ha avviato le demolizioni realizzate negli anni centinaia di loculi senza autorizzazione. I vivi hanno profanato un luogo sacro dove riposano i defunti, ha commentato il sindaco Giovanni Calabrese. Blitz di carabinieri e guardie di finanza di Vibo Valentia a Mileto in attività commerciali gestite da cittadini cinesi. L'attività mirata alla prevenzione e alla repressione delle frodi in commercio ha portato al sequestro di giocattoli e prodotti in genere. Inoltre i militari dell'Arma hanno elevato sanzioni amministrative per 7.600 euro nei confronti di una ditta individuale il cui legale rappresentante è un 60enne originario della Repubblica Popolare Cinese ma residente a Mileto. La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha sequestrato 680 kg di acciughe ai danni di un autotrasportatore perché privi di documentazione, sistema o procedura in grado di consentirne la tracciabilità e la provenienza. Il prodotto proveniva dalla Sicilia. Sottoposto a verifica veterinaria è stato dichiarato non idoneo al consumo umano. Andiamo adesso a Catanzaro per la protesta dei cittadini Catanzaro Lido contro il cattivo odore proveniente dal depuratore vicino. Vediamo. Lenzuola bianche in evidenza fin dalle prime ore del mattino sui balconi delle case a Catanzaro Lido per protestare contro il cattivo odore del vicino depuratore. Basta puzza, lo slogan della mobilitazione spontanea e silenziosa messa in atto oggi, alla quale hanno aderito molti imprenditori e negozianti del quartiere che hanno allestito le vetrine con gli striscioni. L'iniziativa, conseguenza dell'odore nauseabondo con cui devono quotidianamente fare i conti, problema su cui si vuole tenere alta l'attenzione al fine di trovare una soluzione. La mobilitazione, fanno sapere i residenti costretti a tenere chiuse le finestre, non si fermerà. Il liceo scientifico Berto di Vibo ha ricevuto un avviso di sfratto, la scuola dovrà liberare lo stabile entro fine mese, preoccupazione tra docenti, studenti e genitori. Tra pochi giorni una popolazione scolastica pari a quella di un piccolo paese si troverà dispersa tra edifici sparsi in città, raccattando aule in diversi istituti. Se non altro bisogna riconoscere alla città di Vibo Valentia una straordinaria fantasia per porsi sempre nelle situazioni più paradossali e da ultima nelle classifiche di vivibilità. Accade ora che un istituto come il liceo scientifico Berto, tra i più popolosi e prestigiosi della città con oltre 1.200 studenti, si trovi nelle condizioni di dover abbandonare in fretta e furia il plesso grazie ad un ultimatum che scade il 30 giugno. L'istituto fino ad oggi è costituito da 2 padiglioni comunicanti, il primo di proprietà della provincia, l'altro è in affitto 280.000 euro annui ed è in questa seconda parte di istituto che sono presenti molte aule, la maggior parte dei laboratori indispensabili per l'attività didattica, una grande ed attrezzata palestra coperta, sale da tennis tavolo, spogliatoi e l'aula magna della scuola. Il punto è che il contratto è in scadenza ed il presidente della provincia Salvatore Solano punterebbe all'acquisto dell'immobile ma ad un prezzo ragionevole per
per iniziare a tagliare i numerosi affitti che la provincia si trova a pagare. Il proprietario invece punta al rinnovo del contratto di tipo commerciale per almeno 6 anni. Al momento rimane confermato il trasferimento entro il 30 giugno prossimo. Evidentemente non sono andati a buon fine gli incontri tra il prefetto Francesco Zito ed i rappresentanti della società immobiliare proprietaria del plesso di Palazzo Soriano, e così circa 1500 persone tra alunni, docenti e personale ATA dovranno cominciare il nuovo anno scolastico in un autentico caos. Allievi, genitori e docenti saranno costretti a fare da spola tra un istituto e l'altro, senza contare il grave danno che la decisione di trasferire il liceo su più plessi arrecherà all'offerta formativa, alla qualità dell'insegnamento e all'organizzazione della scuola nel suo complesso. Il tutto a dispetto del fatto che il Berto si è finora distinto sul territorio nazionale per la qualità dell'offerta formativa proposta ai suoi allievi, per iniziative di spessore nazionale come il Festival della Scienza ed ancora vari importanti incontri culturali, corsi di approfondimento di fisica e di robotica e molto altro che non potrà più essere realizzato in una condizione di assurda precarietà logistica. Un nuovo incontro intanto è stato convocato per lunedì prossimo. Nella scorsa stagione estiva i dinosauri sono stati l'attrazione per i bambini che hanno frequentato a Cosenza Corso Mazzini. Quest'anno l'amministrazione comunale ci riprova con degli animali di plastica molto simpatici, vediamo. Dal 14 giugno al 15 settembre il Cracking Art invade Cosenza con un grande allestimento di arte urbana sul tema dell'ambiente. 61 coloratissimi animali in materiale rigenerato accompagneranno per tutta l'estate le passeggiate dei residenti e visitatori lungo tutto il museo all'aperto Bilotti. La mostra, dal titolo Battito Animale, è dedicata ad un tema di straordinaria contemporaneità: l'educazione ambientale, la rigenerazione urbana e la qualità della vita, ed apre la 21ª edizione del Festival delle Invasioni. Ogni nostro animale è stato fatto con un significato, quindi anche qui la collocazione è stata pensata in base al luogo, in base allo spazio dove deve essere messo. Qui ad esempio abbiamo alle spalle il suricato. Il suricato è un animaletto piccolissimo che vive nel deserto grazie alla collaborazione, quindi lui quando trova l'acqua impazzisce, ci si butta subito dentro e vuole trasmettere anche il messaggio di importanza di questo materiale, di quest'acqua, perché se arriva al deserto e l'acqua sparisce moriamo tutti, quindi la desertificazione, i cambiamenti climatici, lui ci fa da sentinella e quando vede l'acqua lui si mette a protezione. Poi c'è il coniglio che qui sta guardando la scritta Il cuore Cosenza, perché il coniglio con lo specchio è metafisico, è un animale che ti porta nell'altra dimensione, come fa con Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi abbiamo i coccodrilli all'inizio che un po' sembrano voler quasi spaventare, in realtà poi sono molto mansueti, poi collocati vicino a un cardinale, insomma c'è un gioco divertente tra pace e guerra, tra spirito sereno e spirito animale, che insomma ci ha molto divertito. Negli ultimi anni il Cracking Art Group ha realizzato diverse installazioni di regeneration in piazze, monumenti, musei, portando l'arte contemporanea a confronto con l'arte antica e monumentale. A Cosenza, nel pieno spirito di contaminazione del Festival delle Invasioni, gli animali colorati e dalle dimensioni fuori dal comune invadono gli spazi più vari, quelli quotidiani e quelli dell'arte, dialogando in maniera simbolica con le opere del museo all'aperto di Corso Mazzini. Il Parco degli Enotri di Mendicino ha ospitato la presentazione promossa dalla Fondazione Carical di un volume scritto da Giorgio Lamalfa e dedicato alla politica economica. Sentiamo. Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse della moneta e altri scritti di John Maynard Keynes è il volume tradotto da Giorgio Lamalfa e curato anche da Giovanni Farese, che è stato presentato nel corso di un'iniziativa promossa dalla Fondazione Carical nel Parco degli Enotri di Mendicino. Abbiamo pensato di fare questo incontro su un tema attualissimo che è appunto il pensiero economico keynesiano. Affidato tra l'altro l'incontro ad un personaggio di prima grandezza, qual è appunto l'onorevole Lamalfa, che di Keynes ha tradotto in maniera moderna ed attuale tutte le opere, anche degli inediti. D'altra parte, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, il pensiero di Keynes è attualissimo. Keynes è stato il più grande economista del Novecento e forse uno dei più grandi di ogni tempo. Il messaggio però è un messaggio di grande attualità, perché individuò come il grande problema
delle società del suo tempo il problema della disoccupazione. E diceva il sistema di mercato, il sistema capitalistico deve mettersi in condizione di risolvere il problema della disoccupazione. A distanza di 100 anni è un problema che è ancora aperto, in generale in Europa, in Italia e in particolare nel Mezzogiorno. E negli ultimi 30 anni questa visione di politica economica di Keynes è stata invece accantonata a favore di una visione molto più tradizionale, conservatrice, cioè che il mercato da solo è in grado di risolvere tutti i problemi. Ma noi lo vediamo che non è così e quindi il pensiero di questo studioso è un contributo alla vita politica dell'Europa e dell'Italia dei nostri giorni. E adesso andiamo allo stadio San Vito Marulla. Da questa mattina fino a tarda serata si è lavorato in commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo per arrivare a un equilibrio e concedere l'agibilità all'impianto. Ecco, l'esponente della prefettura di Cosenza, dicevamo, si è lavorato a lungo, non è stato facile trovare un equilibrio fra le esigenze e le prescrizioni che erano state dettate nelle ultime riunioni e ci saranno ancora delle cose da fare nei prossimi giorni. L'agibilità è stata concessa con delle prescrizioni appunto da attuare. Nel frattempo però questa mattina c'è stato anche l'intervento del presidente della Lega B Mauro Balata, che ha affrontato proprio in apertura di riunione i temi riguardanti la ripartizione delle risorse economiche che penalizza le società di serie B. Ha detto: fare calcio è un'impresa titanica. E poi ha lanciato un messaggio: diamo una mano a questa società dalla gestione virtuosa che ha un presidente appassionato, un imprenditore del territorio che genera posti di lavoro. Bisogna tutelare il carattere sociale del calcio, la capacità di generare indotto, ognuno per la propria parte, perché affinché lo spettacolo del calcio funzioni e vada avanti serve sinergia tra le componenti. E poi ha ricordato i casi drammatici di fallimenti che creano problemi non soltanto ai tesserati ma soprattutto ai dipendenti e alle loro famiglie. Sono vere tragedie familiari. Così Mauro Balata, presidente della Lega, che ha aperto la riunione della commissione di vigilanza. Queste sono le immagini. E adesso vediamo il meteo per le prossime ore. L'ondata di caldo che sta coinvolgendo la nostra regione da una settimana ormai tende a raggiungere un nuovo apice per la giornata di sabato. Tra domenica e lunedì assisteremo ad una graduale diminuzione delle temperature. Domani cielo generalmente poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, specie sui versanti ionici centro-settentrionali, con punte di 38-39 gradi nelle aree interne a bassa quota. Passiamo ai mari e ai venti. Domani venti deboli al regime di brezza con mari calmi o quasi calmi ovunque. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.